Prevalentemente italiane, relativamente giovani, tra i 30 e i 49 anni, spesso mamme separate o in procinto di separarsi dal coniuge. Sono le donne che nei 9 mesi d'apertura si sono rivolte allo sportello donna di Mogliano. 74 gli accessi al servizio gestito da una cooperativa in convenzione con i servizi sociali del comune. 20 le donne che sono state poi seguite dal centro. 11 di loro vivevano situazioni di violenza domestica, fisica, sessuale, psicologica ed economica. Purtroppo il trend di crescita della violenza di genere non risparmia nemmeno il territorio moglianese ed è per questo, ha commentato il sindaco Carola Arena, che l'anno scorso abbiamo deciso l'ampliamento del servizio svolto dallo sportello in modo da fornire un'ancora sicura alle donne che si trovano in difficoltà. In alcuni casi le donne vittime di violenza sono state accompagnate presso servizi del territorio a sostegno di momenti particolarmente delicati, quando ad esempio si è reso necessario l'allontanamento e la protezione. I servizi più richiesti sono stati quelli di consulenza legale sulla separazione, la gestione dei figli e delle relazioni con gli ex, ma anche il sostegno economico ed abitativo nell'aiutare queste donne a costruirsi una vita autonoma dopo la separazione. Lo sportello è aperto presso l'ex Scuola Media Rossi di Mogliano il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 16:30 su appuntamento ed il mercoledì mattina dalle 9 alle 11:30 con accesso libero.